posso preliminarmente esimermi dal rappresentare il mio disappunto nei confronti di quella parte politica, sempre la stessa, che ancora una volta pretenderebbe di imporre una censura a chi la pensa in modo diverso, impedendogli di esprimere la propria opinione. E viceversa, io rivendico il diritto di ciascuno, e quindi anche il mio, di esprimere, ben si intenda senza toni ingiuriosi o diffamatori, il proprio pensiero anche sul tema della gestione della sicurezza da parte dell'attuale amministrazione comunale di Udine. Udine è la città in cui io sono nato, che frequento da sempre e che perciò mi sta particolarmente a cuore, e la situazione di degrado in cui, a mio giudizio, è sprofondata da mesi, e credo dal momento in cui si è insediata questa nuova amministrazione guidata dal sindaco De Toni, ecco, questa situazione di degrado mi addolora e non mi può lasciare indifferente. La sicurezza rappresenta oggi una vera emergenza che non può essere né negata né sottovalutata, e di fronte a episodi che destano allarme e preoccupazione tra i cittadini, l'amministrazione comunale di Udine ha mostrato un immobilismo sconcertante. Il sindaco di Udine, che pilatescamente continua a negare la propria competenza, sembrerebbe non avere piena coscienza dei poteri straordinari che il suo ruolo gli attribuisce, preferendo rifugiarsi in dichiarazioni vaghe e in un poco coraggioso scarico di responsabilità. Questo atteggiamento non solo, a mio giudizio, pare del tutto inadeguato, ma rischia di alimentare ancora di più la sensazione di abbandono che molti udinesi vivono ogni giorno. Poco importa agli abitanti di Udine che la situazione della sicurezza altrove sia migliore o peggiore. Quello che conta è che nella loro città, oggi, adesso, la situazione sia purtroppo oltremodo critica, né si intraveda all'orizzonte quel decisionismo, quella fermezza, quel carisma che viceversa servirebbero. La verità è che il sindaco di Udine non prende i provvedimenti indispensabili a gestire una situazione critica come quella odierna in materia di sicurezza, non perché la legge non glielo consenta, che glielo consente, ma perché è la sua maggioranza, il cosiddetto campo largo, o meglio parte della sua maggioranza, che non lo sosterrebbe se tentasse di esercitare i poteri straordinari che invece una situazione straordinaria come quella odierna impone, a beneficio di chi, come l'odierno interrogante, continua a negare le competenze dell'amministrazione comunale in materia di sicurezza. Mi permetto molto sinteticamente di ricordare cosa la legge prevede. L'articolo 54 del testo unico degli enti locali, attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale, precisa che il sindaco, quale ufficiale del governo, quindi quando il sindaco di Udine dice che è competenza del governo, qualcuno dovrebbe riferirgli che è lui l'ufficiale del governo a Udine. Il sindaco, quale ufficiale del governo, sovrintende all'emanazione degli atti che sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre a assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le forze di polizia statali nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'Interno. Il sindaco, quale ufficiale di governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Qualora i provvedimenti adottati, il comma 4, concernenti l'incolumità pubblica, sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi e di illegalità,
quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici o di violenza, anche legati all'abuso di alcol o all'uso di sostanze stupefacenti. Il sindaco segnala alle competenti autorità giudiziaria di pubblica sicurezza la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione Europea per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato. E poi non continuo e ricordo che questi poteri straordinari del sindaco, che sono sempre esistiti, sono stati ulteriormente rafforzati con la riforma del 2008 che addirittura prevede che il sindaco compili l'elenco degli irregolari da espellere dal territorio dello Stato italiano.